Amici, buonasera a tutti, benvenuti con la Maga Maria. Questa sera la Maga Maria avrà un assistente. Chi è l'assistente? Moi. Per cui siamo in attesa della prima telefonata, vediamo chi è che stasera vuole lette le carte. Noi siamo qua, io aiuto naturalmente la Maga Maria perché la Maga Maria con tutta la sua professionalità cercherà di sparare il più possibile le bummolate preferite dai telespettatori. Noi siamo qua, è giusto Maga Maria? Sì. Siamo in attesa naturalmente della prima telefonata. Allora, Maga Maria io la voglio bella pronta, esatto, ma soprattutto che spari il più possibile, bella carica, perché i telespettatori si aspettano una previsione davvero all'opera d'arte, va bene? Sì. Lei si sente pronta? Perciò, Perché lei chi è, mi scusi? la Maga Maria, E che cosa fa? faccio che per me e per te. Perfetto, va bene, abbiamo detto tutto allora. Sì. Va bene. Amici, fatevi sentire, noi siamo qua che stiamo aspettando le vostre telefonate perché la Maga Maria qua non si può tenere, già sta fremendo. Se voi riuscite a guardarla attentamente, vedete già gli occhi neri come c'ha questo suo sguardo ipnotico? In questo momento si sta concentrando. Vedete? Vedete la Maga Maria? È in fase di concentrazione. In questo momento si sta concentrando proprio alla prima telefonata che deve ricevere. Dico bene, Maga Maria? Sì. Se sbaglio lei me lo dica. No. È arrabbiata, no? No. Perché non la voglio vedere arrabbiata. No. Giusto. State tranquillo. Va bene. Pronto? Siamo noi ancora. Uè, buonasera. È possibile parlare ora? Con la Maga Maria? Sì. La Maga Maria è qui a fianco a me, io sono l'assistente per questa sera, perché la Maga Maria ha insistito per volere un assistente e allora io mi sono fatto avanti e l'aiuto. Per cui siete in questo momento in diretta con la Maga Maria, per cui puoi parlare. Pronto? Bene. Pronto? Sono la Maga Maria. Maga Maria, innanzitutto sei simpaticissima. Grazie. Di dove sei tu? Di dove sei? Di dove sei? Io sono calabrese però vivo a Messina. Come ti chiami? Mi chiamo Alessandro. Alessandro. Quanti anni ha Alessandro? 25. 25. Dimmi. Io volevo sapere delle informazioni perché mi hanno appena licenziato dal lavoro. E ora non so come a fare, se tipo mi dici qualcosa. Che sei fidanzato, no? Allora, lui vuole sapere informazioni sul lavoro. Di lavoro. Io sono single. Singolo. E non hai fortuna manco in tal amore. Vabbè, io dico, aspetta, misco queste le carte. Un attimo solo che sta mischiando le carte. Va bene. Si sta concentrando per ora. Ora è concentrata? Sì. Faccio carte per me e per te. A data di nascita, quando nasciste? A luglio 88. Luglio 88. Sì. Allora, occhi aperti Alessandro perché le previsioni della Maga Maria... Quali giorno data di nascita? Quanti giorni? Il giorno che sei nato, qual è? Sei nato il 23 per caso, Alessandro? No, il 17. Il 17. Il 17. Alessandro, io se prendo le carte. Fosse... Qua c'è una bella mazza, Alessandro. Non vi sento bene. Ti dico, c'è una bella mazza, qua noi diciamo in dialetto siciliano. Un asso di bastoni, ossia la mazza, la vedi? Ammazza. Maga Maria, che cosa significa quando... La mazza. Maria, ma La mazza mazza. che vuol dire? La mazza. Io vedo le carte. Fosse lavoro ce l'hai. Sarebbe a dire ti dà tempo, quanto ci diamo di tempo? Ci vuole il tempo, però... Maria, trovo un altro. Lavoro c'è. Vuole sapere se trova sempre questo stesso lavoro oppure lo prendono da un'altra parte. Può essere che ti prendono da un'altra parte. Sì, forse un'altra parte. Perché oltre a una mazza sola abbiamo anche un'altra carta che sono 3 mazze. Sì. Quindi di conseguenza ha più possibilità. Sì. Con 3 mazze. Mi rifaccio di farmi, quindi di trovare un altro lavoro. Giochi, Sì, tu giochi. Praticamente
ascolta. Per 3. Per te. Sì, sì. Praticamente la Maga Maria sta dicendo che tu, oltre ad aver perso il lavoro perché c'hai la mazza qua, l'asso di bastoni, ci sono altri 3 che ti hanno fatto una proposta, è vero? Sì. E per fare sì. Io non so quale scegliere. Esatto. E per fare per l'amore, forse ti fai fidanzato, speri se trovi una... Aspetta, facci trovare un travaglio prima. Esatto, l'amore dopo se ne parla. Allora, stavamo dicendo, per quanto riguarda queste 3 che ti hanno fatto la proposta, la Maga Maria sempre dice che devi scegliere quella di centro, è vero? Quella di Per 3. centro. Come faccio a sapere qual è quella giusta? Dunque tu devi calcolare che, essendo che tu hai ricevuto 3 proposte, devi prendere quella più lunga, la proposta più lunga, cioè la proposta migliore naturalmente, anche perché quella del mezzo... E invece per quanto riguarda l'amore? L'amore ora un attimo che la facciamo concentrare di nuovo. Sull'amore, devi fare le carte sull'amore, Maga Maria. Sì. Un attimo solo che si sta concentrando. Va bene. Sei emozionato? Cosa? Sei emozionato? No, è che sono single avevo 3 anni, quindi essendo comunque Però avendo una cosa positiva c'è stata, ti dico una cosa positiva c'è stata, che è uscito l'asso di bastone, una bella mazza, per cui automaticamente... Madonna! Giusto? Allora, per l'amore vuole sapere Alessandro. Vai, parla Alessandro. Ma perché sti bastoni pure nell'amore? No, nell'amore non c'è l'asso e bastone. Ah, ok. No, l'asso e bastone non ce vai tu. Però attenzione, col bastone noi abbiamo il cavallo. Il cavallo. Il cavallo a bastoni. È sempre a bastoni, se sono Sempre a perseguitato bastoni. Il bastone a quanto pare Alessandro non ti lascia mai, ti segue sempre. Mi segue, effettivamente mi segue sempre. Però qua dice che, vedi, il cavallo era vicino alla donna, quindi il cavallo e la donna a bastoni che cosa significano? Non glielo vuoi spiegare, Maga Maria? Ditelo. C'è cavallo e bastone che ne fanno chi c'è il cavallo, che fanno il giretto. Hai capito Alessandro? Quindi c'è il cavallo con la donna vicino. Sì, per fare il giro, sì. Che vedi, il cavallo sta vicino alla donna, quindi automaticamente, prossimamente ti farai fidanzato. Ah, buono, ma ancora no sposarmi, spero di no. Sposarti ma fare la giocaite. Vuoi sapere quando ti sposi? Sì. Allora, altre carte, veloce perché Alessandro non può aspettare più di tanto. Dico bene Alessandro? Sì, ma poi oggi non è arrabbiata la Maga Maria. No, perché c'ha l'assistente vicino, quando la maga ha l'assistente si mantiene calma, capito? Io sono qui apposta per mantenerla, perché appena io mi sposto e non ci sono, lei già se ne va in escandescenza. Dico bene Maga Maria? Sì. Però la volevo sentire un pochino arrabbiata. Ah sì? Ti piace quando è arrabbiata la Maga Maria? Sì, è bravissima quando è arrabbiata. Perfetto, ma mi sa che qua proprio Alessandro, tu forse non ci crederai, ma qua ci sono di nuovo l'asso di bastoni e il 3 di bastoni, insomma questi non ti vogliono lasciare Alessandro. E che vuole dire? Vuol dire che tu ti sposerai, esattamente avrai il primo matrimonio fra 3 anni, quindi fra 3 anni tu ti sposerai. E poi? E poi dice che sarai molto fortunato perché c'è il 7 a denari. Sì. E poi il cavallo di spade. Ah, meno male, non bastoni. No, bastoni no, come bastoni è finito. Il cavallo di spade dice esattamente che andrete d'accordo, però non si sa fino a quando. Ah, va bene. Va bene Alessandro? Sì,
E Maria se n'è andata? No, sempre qua, che se ne va lei finisce la trasmissione. Se le vuoi fare qualche domanda alla Maga Maria ti risponde, vero? Sì. Maga Maria. Dimmi tutto. Quindi la mia vita sarà rose e fiori, oppure ci saranno cose un pochino più brutte? No, c'è bastone. Sarebbe a dire cose grosse ci saranno. Non è che mi convincono tanto. A chi lo dice? Alla Maga Maria manco l'hanno convinciuto. Perché ha visto per 2 volte che sto asso di bastoni che non ti lascia mai, insieme al 3 di bastoni che ce l'hai continuamente dietro, giustamente è una cosa C'è preoccupante. un bastone, poi... Quindi mi devo lasciare con questo bastone, in poche parole, e convivere. Esatto, dovresti cercare insomma di allontanarlo un pochino, perché sempre col bastone dietro, giustamente uno non è che... Diciamo, Esatto. non è che sia il massimo. Esatto. Va bene. Ci ha fatto piacere sentirti, Alessandro. Va bene, quindi saluto la Maga Maria che è bravissima. Sì, qua. Ciao, a fianco a me. ciao Alessandro. Ciao Maria. Ciao, Ciao, in bocca ciao. al lupo, eh. Ciao Alessandro. Ciao.